l'assassino aveva 100 anni e gli occhi di un bambino che scappa via di casa senza fare piano. Mario si è buttato giù dal quinto piano, sincero come un sasso che ti cade in testa, e pazzo come un pazzo che piange a una festa, poi rompe in una chiesa con la fava in mano. Quando arrivò la notizia tutti zitti davanti alla TV, conti marchesi, compagni, anche il Melandri vestito da Gesù. Un finale girato come sempre senza favole, una palata di merda sul muro che bianco non è. Mario ha fatto un salto giù dal quinto piano, soltanto dispiaciuto che fosse finita la magica avventura di una lunga vita, è troppa per guardarla ancor più da lontano. Mario ti saluta giù dal piano terra, a te che non lo conoscevi fino a ieri, ed oggi frughi i suoi discorsi, i suoi pensieri, e scarichi da internet la grande guerra. Tra il silenzio e l'imbarazzo, i maestri di cattolica creanza, come faremo a dire che era giovane ma senza speranza? Quando abbia pensato alla finestra ancora non si sa, è degna la vita da sempre, però era sua la dignità. Muoiono solo gli stronzi, volle scritto sulla lapide, perché quando uno muore non diventi quello che non è. Come il Mascetti disse: ragazzi basta, non mi diverto più. Sporse la testa di fuori e guardò giù, sempre più giù.